Buongiorno cari amici di Io Compro Siciliano Chef, benvenuti alla mia prima puntata di questa nuova stagione. Come vedete oggi non sono chiusa nella mia cucina, ma vi voglio far vedere il mondo dello chef, cosa succede prima di entrare in cucina, e quindi ci troviamo nel meraviglioso mercato di Ortigia che vedete alle mie spalle. Oggi è un sabato molto tranquillo, è ricominciata la scuola, quindi un bacione a tutti i bimbi che ci seguono, in bocca al lupo per questo nuovo anno scolastico. Io vi penso sempre, vi dedicherò anche delle ricette durante le mie puntate e potremo stare insieme divertendoci in cucina. Oggi vi mostrerò cosa faccio io di lavoro e quindi faccio i tour del mercato insieme ai miei ospiti, sia italiani che stranieri, e oggi faremo una piccola passeggiata in giro per il mercato. Oggi però non sono sola, ho perso il mio ospite, vediamo dove posso trovarlo. Ah, eccolo! Allora, mi sono fermata nella bancarella più dolce del mercato. Qui offrono degustazioni di pasticcini di mandorla, anzi di paste di mandorla siciliani, e giusto qui ho trovato il mio amico ospite di oggi. Sergio, vieni, fammi compagnia. Ecco, buongiorno. Benvenuto in Ortigia, benvenuto a Siracusa. Questo incontro casuale di oggi, quando noi abbiamo casualmente anche una piccola degustazione di paste di mandorla. Ma vedi com'è strana la vita. Vedi com'è strana la vita, vedi? Siamo vestiti uguali oggi che sembriamo gemelli diversi. Vi presento il nostro Avenger siciliano, perché lui veramente è un recordman, riesce a fare cose pazzesche, un'avventura pazzesca in motoscafo da Palermo a New York. Io non faccio neanche il giro qua del porto perché sto male subito, quindi pensare da Palermo a New York per me è una cosa inconcepibile. Di questo qui è un pasticcino che i nostri amici della bancarella ci hanno preparato. Oggi veramente silenzioso perché di solito io sto a Bannia da una maniera. Ma del resto, scusa, su una Bannia così che hai, che cosa è giusto. Poi appena ce ne andiamo ti permetterò di farlo nuovamente. Allora, assaggiamo volentieri. Questo è agrumi. Allora, amici di Io Compro Siciliano Chef, oggi come vi dicevo è una puntata speciale. Ho qui il mio amico Sergio Davi, che appunto in questo momento sta facendo un tour della Sicilia a bordo della sua moto Suzuki. Adesso vi farò spiegare un po' da lui, ma il nostro scopo oggi di stare insieme qui in Ortigia è quello di proporvi la destagionalizzazione del turismo e soprattutto l'enogastronomia ci permette questo. La Sicilia è sempre piena di sole, siamo sempre baciati dal sole, si può fare il bagno fino a novembre o a dicembre, e quindi la destagionalizzare il turismo per noi è molto importante. Andare in moto è molto semplice in Sicilia, quindi da dove sei partito? Io da Palermo ho fatto il giro dei concessionari, passando da Castelvetrano, da Raffadali. Perché dei concessionari? Spieghiamo ai nostri amici. Perché nella realtà con Suzuki, Motul e Io Compro Siciliane abbiamo deciso di fare un giro particolare in moto, nulla di eclatante, ma un giro semplice per vedere le eccellenze. E per assaggiarle anche le eccellenze. Quindi oggi siamo a Siracusa perché di pomeriggio siamo di Siracusa, e quindi oggi invece sei con me e quindi sei il mio ospite in questo meraviglioso mercato di nella splendida Siracusa, che è sempre solare e meravigliosa, e in questo mercato. Allora, io però volevo regalare ai nostri amici di Io Compro Siciliano una bagnata del mio amico, quindi dai, non puoi fare no. Quando sono con i turisti mi fa urlare perché lui comincia e quindi ce l'ho sempre qui. E io fai più piano, e quindi adesso sei costretto. Allora, fallo con un ciao ai nostri amici di Io Compro Siciliano. Ciao, buongiorno a tutti. Poi faccio. Dai! Forza, prego, biscottini di lusso.
Ciao biscottini giusto, grazie, Ciao, io ciao. compro siciliano. Ciao. E allora continuiamo il nostro tour mentre Sergio continua a mangiare. No, non è vero, non è perché vero. approfitta di non essere ripreso dal mio cameraman di eccezione, che è sempre mio marito Damiano, che oggi però per fortuna non sente tutti gli odori della mia cucina, ma mi accompagna in questo tour. Oggi il mercato è abbastanza tranquillo, lo potete vedere, diciamo, forse anche una condizione ottimale per poterci stare, perché di solito in un periodo che non aveva il Covid, quindi in cui si poteva stare tutti insieme tranquillamente al mercato, il sabato non si poteva neanche camminare tutti insieme perché c'era veramente tanta gente. A fare il nostro giro, qui cominciano le pescherie che sono da sempre qui, da generazioni. Qui ci sono gli amici Santa Rosa e poi diciamo questa è una delle bancarelle in cui di solito si può fare anche una degustazione di ostriche e vino e di frutti di mare freschi. Sergio, vieni, accompagnami. Come vedete, oggi sono tutti abbastanza silenziosi, forse perché così io non devo urlare. E quindi... Dobbiamo fargli fare un corso ai professionisti di Badarò Ucciuria, vero? No. Allora, Sergio, tu mi raccontavi di questo tour che stai facendo, il tuo main sponsor per questa nuova avventura, perché ricordiamo che tu hai anche una pagina Facebook che si Sergio chiama Davi Adventure, dove si possono seguire tutte le avventure. Come dicevo, abbiamo fatto questo giro e stiamo venendo da Donna Lucata, dove ringraziamo Enrico e Roberta per averci ospitati nella loro casa vacanze. È un giro, ripeto, semplice ma particolare, sì, perché l'eccellenza siciliana, il piacere di girare per la Sicilia anche e non esclusivamente in piena estate, è, dico, un privilegio eccezionale. È vero. Perché il sole, la meraviglia della temperatura. E poi diciamo che anche se questo periodo del Covid è stato molto particolare, tutti ci aspettavamo di non lavorare, tutti ci aspettavamo di non trovare confusione nei ristoranti, invece per fortuna è stato un agosto che penso che abbia dato un po' di ottimismo a tutti quanti, quindi adesso diciamo ricominciando la vita normale, quindi chi lavora in smart working, chi lavora in ufficio, chi con la scuola, magari si ritrova un po' a dover fare i conti con le vacanze mancate. Quindi perché non fare un bel weekend lungo, una vacanza che non sia proprio in agosto, dato che la Sicilia permette proprio di andare in giro senza alcun tipo di problema. Io ti ho presentato come l'Avenger siciliano, perché logicamente per me immaginare qualcuno che parte dal porto di Palermo e arriva a New York è una cosa da Avenger. Come ti è venuta questa vostra idea? Nella realtà ho sfruttato la mia passione, la quinta avventura che faccio, l'ultima a Palermo New York, e parlare di queste avventure dobbiamo preannunciare anche che abbiamo in progetto qualcosa che io compro siciliano. Ecco qua, qualcuno che abbannia in maniera seria. Ecco. Abbiamo in progetto anche con Io Compro Siciliano sicuramente qualcosa che unirà la navigazione. Allora io adesso in questo tour del mercato, quindi a Passiata, perché qua alcuni pescivendoli mi hanno detto ma che è questo tour? A Passiata, che li stiamo facendo io e Sergio. Di solito mi fermo sempre da ex pescivendola a salutare sempre i miei colleghi qui del mercato. È una tappa fissa, quella dal signor Angelo. Grazie signor Angelo. Il signor Angelo qui al mercato è un'istituzione, perché ogni volta che qualcuno si ferma qui a comprare del pesce, lui spiega, intanto io ho una domanda, come lo devi cucinare? Quindi se vuoi una fettina di pesce spado di tonno, non è che vieni qui a comprarla e basta, siamo in Sicilia, cioè le cose devono essere fatte per bene. E quindi il signor Angelo
ci dà le ricette. È vero, ci dà le ricette. Perché alcuni non sanno come cucinare. Oppure comprano O una comprano cosa una che cosa sanno poi. C'è la regione sua, noi abbiamo che sono pesce spada, dolce. Voi dovete capire che qui in Sicilia per noi è importante la stagionalità, ma anche nel pesce, perché è logico in questo momento stanno cominciando i caponi, le pampole, le buche, e quindi quando tu la compri ma vieni da un'altra regione in cui non la trovi, hai bisogno di alcuni consigli. Quindi se non hai un'amica chef come la sottoscritta, e qui c'è il signor Angelo che mi sostituisce. Questa è figlia d'arte, perché proprio appunto, e quindi logicamente il signor Angelo ci dona le sue ricette. E tra l'altro è anche un meraviglioso cantante, spesso e volentieri si trova qui col tamburello. L'ho visto a Sanremo, a Sanremo l'ho visto. Nel 2004, mi pare, a Ancona. Quindi praticamente lo trovate qui spesso e volentieri col tamburello, con il figlio Marco, con il figlio Faccio Marco, attenzione a questa signora che è mia moglie, che praticamente noi parliamo. Va bene, signor Angelo, grazie, ci vediamo presto. Saluta, mangiate pesci che campagna sono. Sì, diciamo che il nostro mercato è ancora formato dalle persone locali, quindi sono qui di generazione in generazione e ti ritrovi a conoscere tutti, perché io con il figlio del Tigangelo, anzi mio fratello ci è andato a scuola, con molti dei venditori qui, dato che andavo a scuola qui dietro dalle sue rospedine, ci sono cresciute insieme e quindi è sempre un'avventura meravigliosa venire al mercato. Già potete vedere anche diciamo, i prodotti di stagione, che sono le nuove marmellate proprio di questo periodo, quella delle mele cotogne e la mostarda. I turisti sono sempre interessati a questi tipi di prodotti perché magari non conoscono il fatto che la marmellata di cotogna ha sempre questa immagine stampata sopra, perché veniva messa nelle ciaramire di terracotta in cui veniva signorina, io già l'adoro, che mi chiamano signorina, vedi? E quindi è sempre un piacere anche far fermare i viaggiatori, i visitatori, grazie, e quindi facciamo spesso proprio a figurina. È uno dei frutti più difficili da spiegare, perché loro vedono che bello come si mangia, e quindi lui giustamente deve indossare sempre guanti, sempre disponibile a mostrare come poter sbucciare una figurina. Prego, vai, l'ospite di casa, e che faccio? Io mangio e voi guardate, io devo parlare e poi mi faccio mangiare. E allora lo offro a degli fratelli che così potrà assaggiare. Grazie. Quindi proseguiamo il nostro giro. Oggi, come vi dicevo, magari approfittando di un po' di calma, molte bancarelle non hanno montato. Tra l'altro questa settimana ci sono stati anche parecchi nubifragi, e quindi il famoso ciclone mediterraneo che è andato in Grecia. Ecco, vedi, e quindi magari chi ha potuto ha preso qualche giorno di ferie. Come vedete, da qui continuano anche le pescherie. Loro sono anche i nostri amici che per la realizzazione delle mie ricette mi hanno anche dato il pesce, mi hanno omaggiato del pesce. Quindi qui vediamo Andrea, vediamo il signor Cesare, vediamo l'altro Fottaro che non mi ricordo se è Bastiano, e quindi siamo qui anche dagli amici che finalmente possiamo salutare e che vi posso mostrare. Oggi loro qui hanno tanto pesce fresco, nonostante le condizioni del mare, diciamo, sono state avverse, però avendo anche loro stessi dei pescherecci possono sempre accontentare allora Sergio, la differenza tra questo mercato e quello è uno di quelli palermitani. Allora, le differenze che noto sono due. Una, vabbè, la grandezza È normale. E diciamo che soprattutto a Ballarò c'è molto più
a Bagnino. A Bagnino. Beh, ma oggi è una situazione un po' particolare, infatti probabilmente appunto per quest'anno che poi io devo urlare che i nostri amici da casa non ci sentono bene, Ma infatti hai fatto un impegno. si stanno un po' limitando perché altrimenti ascoltarci. Poi colori speciali è noto come Siracusa e Palermo sono i due estremi della Sicilia orientale e parte della Sicilia occidentale. Già nei banchi, no, si nota la differenza di alcuni frutti. Per esempio siamo anche davanti ad uno dei posti più famosi del mercato e amici di Io Compro Siciliano, il negozio di Nazarene e Gaetano. Qui loro sono molto famosi per i panini che sono proprio tipo quelli americani alti 14 metri che ci vuole una settimana per finirli, però diciamo ecco sono fatti dal vivo proprio per verso la fine del mercato, perché io volevo proprio far vedere il mercato come lo vivo io ogni giorno, e cioè con le varie degustazioni, con la simpatia anche degli operatori che stanno qui ogni giorno, sia col vento che con il sole, stanno sempre qui. Sta arrivando anche il nostro amico Io Compro Siciliano che vedi oggi è qui. Lui è Maurizio Zecchini, che qualche settimana fa ci ha mostrato come fare a passata di Bulmarolo e i pomodori secchi in diretta con Francesco Caravello. Come sono? È venuto o ce n'è ancora qualcuno? Perché abbiamo dovuto nascondere. Qui ho fatto il liquore di... Ah, il liquore di limone, bene. Va bene, l'abbiamo entrato, va bene. Noi siamo qui oggi in diretta con il nostro Sergio David e il nostro recordman siciliano. Lui è Maurizio Zecchini, che praticamente L'ho visto con Ciccio, sì. Dal suo terrazzo di Piazza Archimede con i bei pomodori secchi. La mezz'ora sono nei suoi luoghi, perché Mario mi ha telefonato e io sto andando a comprare del pesce, ce lo facciamo in campagna. Che bello, vedete quello che vi dicevo prima, la Sicilia è bellissima perché puoi scendere al mercato a Siracusa a comprare il pesce pescato la notte e poi si sale in montagna a mangiarlo in meno di mezz'ora. Ma dove si trova questa grande fortuna? Ecco, e qui da noi c'è una ricetta che si chiama Mare Monti, che è sempre famosa. Io non nomino la salsiccia di Corazzolo perché altrimenti con Francesco Caravella mi dicono tutto sempre, io sto zitta, metto sempre perché. E quindi va bene. Non l'ho mai mangiato. No, e allora non l'ho mai mangiata. E sto a trovare. Sicuramente, va bene, ma Ciccio ancora ne ha di strada da fare. Grazie. Ciao Paolo. Tardi allora. Così. Io vi volevo far salutare da un altro nostro amico di Io Compro Siciliano che ci segue sempre, che è Vincenzo, che qui anche lui ha una bellissima pagina Facebook. Ciao Vincenzo, siamo in diretta con gli amici di Io Compro Siciliano. Qualche settimana fa ho fatto anche con lui qua un video perché appena mi ha visto mi ha detto: Alessia, io compro siciliano. E quindi abbiamo avuto tantissimi like nel video che abbiamo fatto insieme. Qui Vincenzo è anche lui da moltissime generazioni, dal papà, dal nonno qui al mercato, e quindi diciamo è un'istituzione. Quando si vuole comprare della verdura fresca si viene qui e si sa ciò che si compra. Allora, adesso andiamo a... Ti posso offrire un aperitivo? Che ne pensi? È vero? Ma perché la dieta, la costina, ma niente, oggi niente, lasciamo perdere e andiamoci a godere un bel aperitivo che è un luogo sacro del cibo siciliano e che è dove io di solito comincio i miei food tour. E casualmente
c'è un tavolino per 2 persone. Casualmente c'è un tavolino romantico che la mia amica Carmencita stamattina ci ha preparato. Qui siamo in uno dei templi del cibo, del buon cibo siciliano. Io vi consiglio di visitare queste botteghe che si trovano all'interno dei mercati, perché non è vero che al mercato ci sono sempre posti brutti, sporchi, dove non si trova del cibo di alta qualità. Proprio dal mercato invece comincia l'origine del buon cibo e delle tradizioni siciliane. Sergio, accompagniamoci così possiamo avere anche una visuale. Ma lei, mi scusi, sta occupando la mia visuale sul balcone. Ragazzi, come vedete, oggi è una festa in famiglia perché logicamente io il mercato conosco tanta gente, inclusiamo tanti amici, quindi diciamo fare le cose tête a tête non è molto semplice. Qui loro servono a pranzo dei taglieri fantastici, Sergio, ricchi di degustazioni, tu qua puoi stare anche per questo, fare il giro della Sicilia con i loro prodotti, con i loro vini. Quindi io consiglio sempre di fare un diretto. Un po' di mortadella alla montagna. La montagna di mortadella. Qui devi sapere, Sergio, che uno dei loro sono stati tante volte è proprio la caponata siciliana. La caponata per noi è un must, ogni famiglia ha la sua ricetta, ogni famiglia diciamo la fa come la faceva la nonna, e loro qui continuano a produrla come si faceva una volta. Non c'è solo la melanzana, perché la melanzana ha una proprietà della patata, diciamo che nella sua conservazione potrebbe applicare tossica. Quindi è diverso da quella che No, è diverso, ormai ci sono delle regole che prima non si sapevano e adesso si sanno, ma io l'ho sempre mangiata, la melanzana e la caponata e sono anche ancora perché, qua. scusa, la caponata È vero, questo però la Comunità Europea non lo sa, la capito? Comunità Europea La Comunità Europea non lo sa, e quindi noi non possiamo... fatta la caponata, ma Maurizio diceva, io mia nonna faceva la caponata d'estate e la nascondeva fino a Natale, se no sta caponata a Natale non ci piace. Quindi logicamente diciamo che il problema è sempre lo stesso. Carmencita, diciamo, è la front girl del negozio dei Burgio. Lei accoglie sempre a braccia aperte tutti i visitatori, i turisti, e quindi diciamo quando si entra qui si è sempre accolti dal suo bellissimo sorriso. Ma poi qui sono tutti in famiglia, quindi c'è il marito di Carmencita, il cognato, la cognata, tutti i ragazzi che stanno qui a lavorare sono bene o male un po' tutti imparentati tra figli e nipoti. I ragazzi qui sono la macchina di guerra che producono in continuazione sia taglieri che panini, utilizzando tutti i prodotti DOP siciliani che sono di altissima qualità. Allora, noi ci sediamo e facciamo una chiacchierata sui tuoi tour, così nel frattempo possiamo essere, proviamo ad essere indisturbati. E quindi questo è il tuo tour come oggi siamo concessionari. La cosa poi in ortigia e ritorno nel mio ambiente naturale. Quindi sì, continuerò a parlare. Quindi non si può svelare nulla. In questo momento non posso veramente, però ho fatto un'anticipazione. Adesso io consigliamo molto probabilmente qualcosina dedicata al mare. Quindi Francesco, stavolta poi ti dovrai sacrificare tu per andare al mare. Anche Davide, secondo me si sacrificano. Sarà una lotta. Sarà una lotta. E ovviamente salutiamo i viatori. I viatori di Io Siciliano che hanno unito il popolo siciliano in questo mega gruppo Facebook che comprende tutti noi, e quindi
un grande abbraccio a Davide Morici, a Francesco Caravello e a Giuseppe Giordano. Allora, noi possiamo, secondo me, anche chiudere qui, così non vi facciamo vedere la scelta il mio tagliere con la caponata. Sì, volevo capito, non essere odiata, non volevo essere odiata perché poi tutti mi dicono diciamo le cose campionate arriva fino a Palermo e non possiamo mangiare e quindi non è arrivata a tanto, quindi io vi volevo risparmiare. Ma il regista poi lo ringrazio io a casa, non ti preoccupare. Va bene, un grazie al regista che logicamente intanto ringraziamo proprio la regia, grazie Andrea, ringraziamo Paolo Gatto che oggi è il nostro regista tecnologico, ci tocca, quindi ciao Paolo, grazie sempre del tuo supporto e Damiano che invece ci sta supportando con le riprese. Come vedete qui ci sono ovviamente la caponata siciliana che poi magari rifaremo in una delle puntate di Io compro siciliano chef e noi magari possiamo farci vedere qui che ci brodoliamo tutte nella magliettina Sergio è dall'isola di Ortigia in Siracusa tutto Viva la Sicilia, io compro siciliano. Io vi auguro delle bellissime vacanze enogastronomiche, veniteci a trovare, chiedete consigli, dare anche la pagina di Sergio per avere anche consigli su viaggi in moto, in barca, in camper, noi vi supporteremo in ogni modo. Noi ci rivediamo sabato prossimo alle 12, mi inventerò qualche altra cosa per stare insieme a voi e rimanere insieme in questa nuova stagione. Grazie per averci seguiti, ci vediamo sabato prossimo alle 12. Ciao dalla vostra Alessia Smaletute, un bacio a tutti. Bye.